Bentornati in una nuova Ciao puntata a di tutti. Salotto Siciliano, ragazzi. Oggi abbiamo come ospite Marco. Ciao a tutti. Siamo molto contenti di avere portato un'eccellenza come la sua a Salotto e E siamo anche fuori lo studio. siamo anche fuori lo studio, ci ha ospitato gentilmente nel suo locale. Partiamo subito. Sono Marco Baglieri, proprietario del ristorante Crocifisso a Noto, attività che esiste da quasi 30 anni ed è inserito nelle più rinomate guide della ristorazione nazionale. Ma ricordo, tu inizi a questo ristorante era di famiglia? Questo ristorante era di famiglia, abbiamo iniziato nel lontano 1986, mio papà, con una cosiddetta boutique vino, cioè l'osteria con mescita vino. Poi dopo qualche anno, una decina d'anni dopo, 89-90, abbiamo deciso di farla diventare una piccola trattoria. Poi nel tempo, quando mio papà ha lasciato, si è evoluta verso un ristorante fine dining, che è quello che è in questo momento. Ma una domanda che mi viene spontanea è se hai capito da subito che il tuo mestiere sarebbe stato l'ambito culinario, oppure magari prima volevi fare qualcosa? Noi a casa siamo sempre stati abituati a mangiare bene, grazie a mia nonna e mia madre, eccetera, quella. Poi chiaramente no, perché io ho provato a fare anche altre cose, ho provato a fare l'università con poco successo, ma non perché non avessi voglia di studiare, ma perché Non eri predisposto. l'ambiente non faceva per me. E poi, partendo già da una base, mi sono incuriosito, ho iniziato a cucinare, sono autodidatta fino ad adesso, tranne qualche piccola esperienza in qualche ristorante importante, in qualche cucina importante in giro per l'Italia. Più che altro uno solo fuori dalla Sicilia, un paio qui in Sicilia, e ci siamo inventati una cucina che pare funzioni. Sembra di sì. Sì, sembra assolutamente di sì. Pare. Io la cosa che ti volevo chiedere, che abbiamo Sì. visto in molte interviste, è il tuo concetto di identità siciliana. Per me è fondamentale il concetto di la Sicilia, come poche regioni in Italia, hanno una loro identità ben precisa, almeno se parliamo di cucina in questo senso sì. Sono poche le regioni in Italia che si possono permettere il lusso di dire noi abbiamo una precisa identità nelle nostre proposte, eccetera. Noi siamo una regione che è stata invasa dai popoli più pazzeschi, da quelli del nord dell'Europa, gli arabi, eccetera, e così via, quindi abbiamo una cultura impressionante, chiamiamola così, che ci permette di spaziare, di fare cose, oltre ad essere baciati dalla natura, che abbiamo climaticamente, mi pare che non siamo messi così male, come materia prima neanche. Una caratteristica che credi renda unica la Sicilia qual è? No, penso sia la gente siciliana che per tanti anni... La Sicilia ha una storia un po' particolare, bisognerebbe partire da molto molto lontano e il mio consiglio è che molti ragazzi giovani dovrebbero prendere qualche libro in mano e andare a capire da dove è nata tutta questa storia della Sicilia, perché noi siciliani abbiamo questo carattere, questo genere di personalità, ma è tutto legato a tutto ciò che ci è successo forse un secolo fa o anche meno. Noi siamo un popolo a parte e siamo amati perché siamo un popolo a parte. Poi abbiamo i nostri difetti, quelli che mancano, ma penso un po' tutti, però siamo un popolo a parte. Siamo un continente, mettiamolo così, non siamo un'isola. Siamo un melting pot, Potrebbe essere. un insieme di culture. Una domanda, prima abbiamo fatto una prediscussione sopra l'episodio, una domanda che credo sia interessante per tutti i nostri ascoltatori è: raccontaci come si inventa un piatto e come... Allora, io sono di un'opinione ben precisa. Dal nulla non ti inventi nulla, ok? Si parte sempre da una base, da una conoscenza, da studiare, da vedere in giro, partire forse dalla tradizione, partire da idee che già ci sono in giro. L'importante chiaramente non è copiare i piatti degli altri. Però ci sono quei periodi, quei momenti in cui non devi essere sotto stress, perché se lo fai perché qualcuno te lo impone, metti in piatto solo delle cose che non hanno un senso. Allora magari, sai, se sei ispirato un giorno, stai provando, hai 2 o 3 cose che sono messe lì a casaccio, vuoi fare una prova, eccetera, così via, tutto però deve avere un filone ben preciso, deve seguire una logica, altrimenti non ha senso. Noi abbiamo 2 o 3 cose in carta che sono figli di una
come dire, nati così, nel senso non con un progetto ben preciso, che poi alla fine però pare siano stati piatti che hanno funzionato bene, ma secondo me non c'è una programmazione dietro. Se parliamo di programmazione si parla di livelli completamente lontani da me, sono ristoranti 3 stelle Michelin che ovviamente dedicano periodi della propria vita allo studio della materia, eccetera. Questo a noi non ci compete, noi cerchiamo di fare una cucina onesta, ogni tanto mettere dentro qualcosa che sia un po' più interessante rispetto a quello di prima. Secondo me è più importante lavorare invece su alcune cose e migliorarle, tutto qui, perché noi abbiamo una tradizione culinaria non indifferente, molto probabilmente il problema stava sulle quantità o sul fatto che siano piatti pesanti da alleggerire, eccetera, quindi dalla tradizione si ottiene sempre qualcosa. Ora ti faccio questa domanda che non abbiamo discusso, mi è venuta sul momento. Per fare cucina bisogna studiare tanto cucina o fare tanta esperienza? Tutte e due le tutte e cose. due. Ci sono 2 idee, 2 filoni diversi. Io penso che, vedi per esempio, noi abbiamo un grande problema con gli istituti alberghieri. Al sud Italia, soprattutto in Sicilia, gli istituti alberghieri sono visti come una via di fuga verso chi non vuole studiare. Perché purtroppo si dice, vai all'alberghiero, ti fai 2 o 3 cazzate, poi di diplomi e fai quello che vuoi. Mentre al nord Italia gli alberghieri sono visti con un grande rispetto, con grande attenzione. Adesso, essendo il nostro lavoro diventato un lavoro mediatico, importante, c'è la corsa verso la ricerca di queste cose, verso scuole private che costano 20-30 mila euro l'anno per un corso, eccetera, qua e là. Bisogna studiare, bisogna conoscere le basi della cucina, ma non è un lavoro per tutti, perché è un lavoro di grandissima fatica e sacrificio. Cioè, c'è gente che si sveglia la mattina alle 7, non va neanche a casa, va a letto a mezzanotte, 17 ore consecutive, perché ha voglia di imparare, perché ha voglia di vedere, eccetera. Ed è un lavoro che non è scontato, non è un lavoro d'ufficio, ogni giorno succede qualcosa di nuovo, qualcosa di strano, che devi saper riparare o meno, e quindi ovvio ci vuole molta esperienza. Non puoi fare lo chef di cucina se hai 22-23 anni, a meno che non ti chiami Massimiliano Laimo o altri come lui, che ovviamente nascono con una formazione, A proposito di improvvisare, di affrontare i problemi, ci puoi raccontare un aneddoto sopra una giornata nera dove ti sono successe delle cose che hai dovuto risolvere al momento? Ma quelle capitano spesso, sono più frequenti di quello che pensate voi, ma per lo stesso discorso che vi ho fatto prima, cioè il nostro lavoro non è un lavoro scontato, non è un lavoro di ufficio. Noi abbiamo un rapporto con una persona che non conosciamo, che di sicuro per telefono non ci dice quello che vuole mangiare prima, e quindi succedono cose strane, però la tua bravura in questa cosa deve essere quella che tu devi sempre avere un piano B, devi essere pronto alle emergenze. Ti racconto che recentemente nella location estiva dove siamo stati quest'anno c'è stato un blackout solo in cucina. In pieno agosto con 40 gradi fuori, dentro non funzionava la cappa, avevamo il barbecue acceso, quindi ho dovuto mettere un paio di persone con i telefonini a fare luce. Il caldo era abbastanza, come dire, opprimente, quindi c'era chi anche con un nebulizzatore nebulizzava dell'acqua per noi che eravamo vicino ai fornelli al barbecue. Ma ti posso raccontare anche di una maniglia del forno rotta con una sala piena. Ho dovuto prendere una ragazza, poverina, ragazzina giapponese che lavorava per me, le ho chiesto la cortesia di stare per 2 ore appoggiata al forno, che sostituisse la maniglia, in parole povere, tenesse il forno chiuso. Di sicuro non potevo mandare a casa la gente seduta in sala. Però è all'ordine del giorno, qualsiasi cosa. Fantastico, non ti annoi mai sicuro questo. No, qua non ti annoi. Una domanda importante che ci è venuta mentre pensavamo a questa intervista era, allora in inverno, no, sappiamo tutti che ha un periodo di buio assurdo che dura un bel po' di mesi. La tua attività come affronta l'inverno? Come affronta questo stop, diciamo? Ti rimani chiuso? Noi di norma in anni in cui, adesso siamo reduci da 2 anni un po' particolari, in anni in cui insomma pre-Covid, noi chiudevamo dal 7 di gennaio fino a fine marzo, ma perché ce lo imponiamo, perché siamo stanchi, perché abbiamo bisogno di recuperare, per ricollegarci a quello che abbiamo detto prima, si provano piatti nuovi, eccetera, e così via. Però non è vero che c'è un down in questo senso, non è così, ce lo imponiamo noi. La seconda metà di dicembre ti porta molta gente, ti porta anche fino a gennaio tante persone. Se io parlo del mio settore, io penso di poter lavorare anche a gennaio e febbraio tranquillamente. Ovvio, non sono i numeri estivi, però non bisogna confondere massa
con qualità e numeri che si fanno in un ristorante, perché ad agosto vedete una marea di gente in giro, adesso si lavora tutti, ma una bottiglia in litro, un litro di acqua ci va. Se io ho 30 posti a sedere, solo 30, non è che mi piglio tutti io, cioè, quindi per dirti, e questo è il discorso. Anzi, diventa un lavoro, un delirio, una cosa un po' più pesante, mentre in periodi un po' più down comunque riesci a fare numeri importanti, gestiti meglio e forse si cucina anche meglio. Facendo un passo indietro, volevo farti questa domanda che mi era venuta in mente prima. Qual è stato l'accoppiamento più strano di sapori che hai fatto? Strano è soggettivo. Per te Nutella e Würstel potrebbe essere normale, per me potrebbe essere strano, è molto soggettivo. Diciamo che particolare potrebbe essere un piatto che abbiamo in carta, che è una zuppetta di caciocavallo ragusano che serviamo con delle cozze e della salicornia, quindi una parte marina iodata con un formaggio. Se pensi alla tradizione, mettere formaggio con pesce, insomma le solite leggende metropolitane, il limone con la ricotta non va bene su cazzate perché funziona alla grande. Questo potrebbe essere un accoppiamento strano, ma in realtà tendenzialmente non vado verso cose che siano particolarmente eccentriche, anche perché viviamo in un posto in cui non me lo posso permettere, oppure ci vuole personalità di un certo tipo, potessi permettere alcuni piatti, non che a me non piacerebbe, però preferisco dare una cucina un po' più lineare, ma attenzionata e di super qualità. Ok, io vorrei parlare un attimo della zona, del piano alto. Tu rimanendo al piano alto, non spostandoti anche in centro. Ho fatto una grande scelta. Hai fatto una grande scelta, vuoi spiegarci perché hai deciso di puntare sul piano alto? Che tuttora non ho deciso in questo senso qui, nel senso noi ci ritroviamo qui da sempre, dall'osteria che avevamo fino alla fine, abbiamo acquistato qui, io ho investito qui, ho realizzato un ristorante di tutto rispetto ripeto, non lo dico io, si vede, c'è stato un progetto di architettura di un certo tipo, la cucina è molto ben attrezzata, io ho investito un mare di soldi per realizzare queste cose. Questo è un posto meraviglioso, tranquillo, che la gente apprezza. Chi non lo apprezza molto probabilmente è l'amministrazione locale, che pensa che sia giusto concentrare tutto in un posto, mentre qui ci sono tante cose da vedere, la chiesa del Crocifisso, ma anche strutturalmente il carcere, il palazzo Impellizzeri, la vista che è dal Belvedere, tutto, però evidentemente... Non ci punta nessuno neanche... Ma non ci punta nessuno, no, non ci punta qualcuno in particolare, magari in futuro qualcuno ci punta. Sì, però c'ha tante potenzialità. Mica tante, tantissime. Abbiamo una piazza del Crocifisso che potrebbe diventare una piccola Capri, no? Tu pensa, se tutti i prospetti in affitto che danno sulla piazza venissero affittati a giovani ragazzi che hanno voglia di lavorare, un dopo cena, una cosa un po' più tranquilla, non musica da bar o bicchieri in plastica con la cannuccia, col ghiaccio e dei drink, perdonami il termine, di merda pagati 12 euro, ma qualità, divertimento. Che il ragazzo non verassero fastidio di sicuro, non vi preoccupate, anzi gli fareste un favore. Però programmare una città non è cosa da tutti, fare parte di un'amministrazione molto probabilmente bisogna... essere un attimo illuminati. Un attimino più illuminati. Non ho fatto nomi, non li farei mai, non mi riferisco all'amministrazione attuale, futura o passata, sto dicendo semplicemente... Sono delle tue idee che sono rispettate. Perché che fare dico, programmazione è una cosa, c'eravamo 4 cantanti, facevamo 4 concerti nella scuola della cattedrale, è un'altra cosa. A proposito di questo che hai detto, comunque è stato importante da parte tua scommettere e investire tanti soldi su un locale del piano alto. Ma ti spiego il perché. Non è l'ubicazione che fa, è la dedizione e la ricerca della grande qualità. Se io avessi questo ristorante a Testa dell'Acqua a Villa Vela, farebbe gli stessi numeri, magari con un piccolo calo, perché tu dai servizio, qualità, è un determinato tipo di lavoro che la gente apprezza, non è l'ubicazione che fa il posto, cioè non è perché tu domani ti sei al corso e cucini di merda sei vincente, può essere vincente una sera, l'indomani non tornano più, ok? Qui c'è stata progettazione e programmazione, questa c'è sempre stata al Crocifisso, io mi permetto di dire che, non voglio usare termini esagerati, però nel mio egoismo dico che c'è stata una ristorazione prima di Crocifisso a Noto e poi dopo il Crocifisso, no? Eravamo fermi a trattorie, a un determinato tipo di apparecchiare a tavola, a fare determinate cose, eccetera. Qua e là
Io sono stato uno dei primi, se non il primo, ad avere una carta dei vini, ad avere una tovaglia in lino, ad apparecchiare con bicchieri di un certo tipo, a fare un servizio a vassoio, avere camerieri preparati in tutto, eccetera. Poi sono venuti contemporaneamente a me, forse un periodo dopo di me, altri colleghi molto bravi che hanno fatto la stessa cosa e oggi la Piazza di Noto comunque ha un'offerta super valida. Ma perché? Perché si programmano le cose, si seguono i tempi, devi essere lungimirante, devi investire nel momento in cui tu pensi che sia un momento difficile. No, al contrario, investiamo, continuiamo a investire, nessuno ti regala niente, questa è la verità. E il piano alto da questo punto di vista sarà la nuova frontiera per i turisti in futuro, fermo restando che lo è già, perché adesso insomma, con tutti gli appartamenti che si affittano qua. A proposito di questo che hai detto, metti caso che un giovane che ci sta ascoltando vuole aprire un'attività, quali sono dei consigli che ti senti di dare? Consigli sono quelli di crederci sempre, farlo con dedizione, affrontare i periodi bui che ci sono sempre perché quelli non mancheranno mai. Però se tu hai perseveranza, continui a credere una cosa, investi i tuoi soldi, investi il tuo tempo in un progetto che abbia un senso, va bene. Se devi vendere fuffa, no, lascia stare, però qualsiasi cosa, qui ci sono molti settori scoperti, moltissimi settori scoperti. Per esempio? Non mi va di dirlo perché non è corretto, moltissimi settori scoperti, no? In una città come questa che sono lavori che molto probabilmente non attraggono molto i giovani, no? Ma ripeto, non è per parlare male dei giovani, io ho 2 figli, adolescenti anch'io, però l'interesse è zero verso alcune cose. Oggi è la prassi, andiamo, diplomiamoci e iscriviamoci all'università, come se avere un diploma e fare un lavoro fosse una vergogna. Non è così. Il problema è che non corrispondono i sacrifici, il tempo che tu dedichi a un lavoro con quello che tu vorresti avere nella vita, perché a tutte ne piace stare nella spiaggia con il drink in mano, voglio dire, pure a mia, ma non lo posso fare. Se io voglio fare qualcosa che poi mi permette di avere una vita più agiata, devo fare sacrifici. E ripeto, molti settori sono scoperti, e tanti giovani dovrebbero aprire gli occhi verso questi settori. E con questo mi collego alla prossima domanda. A cosa i netini non sono e non saranno mai pronti? No, è una domanda un po' troppo diretta questa. Il netino in realtà è, poi anche qui torniamo a dire, netini chi? Quelli di prima, quelli di dopo, quelli che verranno, eccetera. Non è corretto parlare in questo senso così. Il netino è pronto a tutto e forse non è pronto anche a tutto, cioè deve capire che abbiamo potenzialmente in mano una bomba atomica vera e propria, ma ci vuole programmazione. La gente che organizza una città, che fa del turismo la sua attività principale, deve essere gente del settore. Ecco, a questo non siamo pronti. Non può essere uno qualsiasi che prende in mano un'organizzazione turistica oppure di tutti i servizi che girano attorno ad una città e poi farci sputare in faccia dalla prima blogger, capisci? Che non ha nella sostanza torto, ha ragione nella sostanza, il modo è stato poco elegante, nella sostanza ha ragione, però è anche vero che determinate cose una città turistica dovrebbe programmarle molto molto prima. Ecco, noi non siamo pronti a questo, non abbiamo molto probabilmente delle persone che riescono a programmare e a prevedere il famoso piano B che ti dicevo prima, certo, che non c'è mai, purtroppo. Ora ci siamo trovati scoperti, ad agosto. Ma io non accuso nessuno, può capitare. Mentre parlavi del fatto che stacchi, no, per 3 mesi, qual è un posto vicino, non fuori, che ti ispira sempre particolarmente? Vicino tutta la Sicilia. Se devo farti un posto in particolare, a me piacciono le isole Eolie. Io ho un amore particolare per Salina, per l'isola di Salina, che secondo me è uno di quei posti che riesce a darti carica, a star bene, a star tranquillo. È vero che noi la frequentiamo in periodi in cui siamo fuori stagione, però è veramente un posto da incanto. Poi io devo viaggiare tutti gli anni, Milano, Como, Roma, posti che io ho nel cuore, ma soprattutto Milano, perché Milano è una città che dal punto di vista della ristorazione è attualmente all'avanguardia in Europa, quindi se devi vedere alcune cose, se devi capire alcune cose, Milano è la cosa più interessante, senza dubbio. A proposito, allora noi pensiamo, o almeno abbiamo elaborato questo, che adesso è un periodo florido, cioè Noto sta diventando internazionale per certi aspetti. Secondo te qual è stato un periodo nero invece per Noto? Beh,
il periodo nero me lo ricordo io da ragazzo, andavo ai primi anni di scuola superiore, una città devastata anche dal punto di vista architettonico. Guarda, io ho un'immagine ben precisa all'altezza dell'Immacolata, c'era un camion che era praticamente sprofondato, tu sai che il nodo praticamente è vuota sotto, ed era sprofondato sto camion proprio sul corso principale, perché questa cosa mi diede un'immagine di una città abbandonata, devastata, eccetera, qua là. Poi purtroppo alcune cose catastrofiche giocano a favore tuo. È chiaro che il boom economico, il boom della rinascita è stato, ahimè, la disgrazia della cattedrale. Da lì sono venute imprese da fuori, imprese che hanno, come dire, fatto vedere ai locali come si lavora, come ci si gestisce, come si fa una piccola impresa, eccetera, qua là, e questo ha portato, dico, allo sviluppo di questa città, oltre a tutta la grande presenza, insomma, di gente di un certo tipo, del mondo della moda e così via, che ha fatto diventare questa una città florida, ma che ha un piccolo rischio. Collegandoci a quello che ho detto prima, se non stiamo attenti torniamo ai tempi di prima. Se la trasformiamo in una discoteca a cielo aperto, piena di spazzatura e senza servizi, a tornare negli inizi anni 90 ci mettevo un minuto. Un'ultima domanda potrebbe essere: cosa speri ci sia a Noto fra 10 anni? Io spero che a Noto ci sia una nuova leva di ragazzi giovani che capisce quale potenziale ha in mano in questa città, e che non è retorica questo, molto probabilmente poi sono discorsi che ai ragazzi non gliene frega nulla, no? Però se attenzionassero un attimino e capissero bene quello che abbiamo in mano in questo momento, non hanno bisogno di emigrare, non hanno bisogno, ognuno sceglie la sua via. Io mi voglio laureare, voglio fare il medico, voglio fare l'ingegnere, eccetera, ma per gli altri che pensano di poter investire sulla propria città, questo è il momento, e questo è il momento, perché questa è una città che fra 10 anni, se non diventa una discoteca all'aria aperta, è una cosa che ti garantisce un futuro meraviglioso. Vivere qua, noi siamo fortunati, c'è gente che paga migliaia di euro per vivere qua un breve periodo. Minchia, noi ci praticamente non paghiamo manco affitto, quindi ti pare poco, quindi sono fiducioso. Insomma, fiducioso, speriamo bene. Speriamo bene allora. Infatti, dipende da voi ragazzi. Grazie. Non ce l'abbiamo fatto già, quindi non è... Noi ora ci impegneremo per fare il Sei nostro. fiducioso per i giovani? Ma sì, in parte no. Se i ragazzi si svegliano e capiscono... Ci si può divertire con poco, ragazzi, con poco. Però tendenzialmente ultimamente i ragazzi si vogliono divertire con troppo e con cose sbagliate. Cioè, anch'io sono stato ragazzo e di sicuro mi divertivo più di voi, ve lo posso garantire. Cioè, questo è... Però... Andiamo a una dovuto cogliere a Monnizza. che vi fa onore, non è che, cioè, non è una cosa sbagliata, vi fa onore. Tu ti ricordi, io mi sono fermato per farvi un applauso perché penso che questo vi fa onore, questo ti rimane dentro, questo è un servizio legato alla tua città. Dovessi spiegarlo agli altri che in quel momento sono in spiaggia col drink in mano, non a me. Quello sensibilizzare sempre. Però non sei figo se raccogli la spazzatura, sei più figo se balli latinoamericano nella spiaggia con un concetto che mi viene spesso in mente è questo. Allora, secondo me è un concetto strano, non so se riuscirò a spiegarlo bene in realtà. Secondo me chi usa la parola sfigato è lo sfigato. Perché se tu stai con il drink in mano e chiami sfigato uno che raccoglie la munnizza, non hai capito niente. Il discorso è molto più lungo, molto certo. più... Il problema è che, ragazzi, diamoci una svegliata, non è quella la vita vera che... Non è quella, non sono i youtuber che guadagnano soldi in maniera facile, non è l'influencer, è... L'influencer fra 10 anni, spatti di pizza con pomodorino, capito? Perché prima o poi l'influencer si accapa. Siccome ha un tenore di vita che non è un mio a 500 euro al mese, ma ha un tenore di vita a migliaia di euro al mese, quando poi non se lo incula, scusate il francesismo, più nessuno, cioè, chi lo può fare? Piglio pomodorino e spatti di pizza di macello, capisci quello che ti voglio dire? Questo è. Mentre se hai una posizione, hai un lavoro, riesci a fare una cosa, sarai sempre tranquillo perché hai il famoso piano B. Ecco, iniziate a imparare che ognuno di noi deve avere un piano B, che è molto semplice, e non vi fate illudere da tutti questi... Tutti facevamo mai l'influencer, no? Pubblichiamo la storia, come se qualcuno gli fregasse qualcosa. È la cosa più utile per i ladri, no? Chissà non ne casetta. Nel momento che ci hai fatto la fotografia, sogno in Grecia, perfetto, potremmo trasferire la casa di Rido. Verissimo. Ti metto pure like, che sei bello dopo, sei bello. Andando svagando una casa. Bene?
Grazie Ragazzi, mille. grazie a mille. voi, è stato un piacere veramente. Ora vado a fare il pane perché sennò la portiamo a malafuguro, perché i lieviti non aspettano. Grazie mille ancora. A voi ragazzi. Ciao ragazzi. Ci vediamo ogni domenica alle 14. Un bacio.